Andiamo raga verso la gloria. Dopo 2 vittorie consecutive con 40 ritiri in 2 gare, speriamo di tornare alla normalità perché mi sono rimasto un po' scioccato, devo dire. Non era successo con le altre gare, con la pioggia, un errore poi di veneziano, ma un po' lungo. Però se l'ho vinto anche l'anno scorso, ragazzi, attenzione, Maverick, Vignales già fuori, speriamo bene. Si vede si ritirano tutti. Devo pensare anche al mondiale però, nel senso ok che tenterò di vincere, però non voglio neanche fare cagate, abbiamo tanti punti di vantaggio grazie ai 10.000 ritiri in 10 secondi. Quindi cerchiamo di usare anche la testolina. Assen è l'università del motociclismo. Quindi ci tengo a far bene. Sfruttare quello che è successo, che è una cosa che comunque ho visto anche altri video di altre persone, insomma con la pioggia non ho visto nessuno subire 40 ritiri in 2 gare, quindi voglio dire è successo a me, dobbiamo sfruttare l'occasione. Sto facendo molta fatica per ottenere il passo di Dovi e Marquez. Marquez è un po' incazzato, il doppio ritiro. Però noi possiamo tranquillamente arrivare terzi, non piango se arriviamo terzi, perdiamo qualche punto ma rimaniamo comunque primi. Devo pensare anche in ottica mondiale, raga, e incredibilmente siamo in prima posizione con tanti punti di vantaggio su Marchetto Marquez, più di 50 mi sembra, non è di cagare. C'è la moto migliorata tantissimo, perché il cume comunque è un po' meno pippa, anche se non è certo il cume degli anni d'oro. Ma va bene così. Questa, attenzione cume, non fare cagatissime. E non siamo lontani da comunque il Dovi Marquez. Pensavo di perdere di più, invece sto tenendo comunque un buon ritmo. Il Dovi è abbastanza a portata, codo lungo però. Calma, i tempi. Comunque c'è un abisso tra Formula 1 e MotoGP che fa paura, cioè veramente one abyss. Non capisco perché insomma ne hanno fatti ormai di giochi qua, mamma mia, sicuramente quello mi pare la Capcom nei primi MotoGP, quelli erano veramente belli, molto più belli secondo me di questi. Ne vado un po' lunghetto però, comunque i primi MotoGP erano belli, dopo secondo me hanno voluto, tra virgolette, simulare di più, facendo così secondo me invece hanno reso tutto più una cagata. Però i primi due secondo me, se non mi ricordo gli anni, questo po' rimbambito, erano molto belli, cioè questo non è male, però cioè, non puoi vedere 40 ritiri in 2 gare, cioè non può essere una roba del genere. Posso accettarla su una così, ma 2 gare consecutive sulla pioggia, 20 ritiri a gara, cioè che di più, dai. Ma comunque sta andando bene adesso, bella lotta col Dovi, dai Dovi. Buono. Marchetto Marquez. Ok. Buono, leggermente lungo, ma va bene. So come va la caccia di Marchetto, ma bisogna anche accontentarsi, Metto 10 firme per la second place. Metto 10 firme.
anche 11 se volete. Dai Vettel, non capire i soldi perché ho 700.000 euro di debiti, raga, non siamo commissibili dal punto di vista economico. Ok, 2 secondi da Marchetto oggi sta letteralmente dominando, è proprio incazzato nero Marchetto, sarebbe bello, mamma mia, però sarebbe bello limitare i danni. Per il momento quest'anno siamo anche puliti rispetto, no, appena detto, mamma mia, zio povero, come stai zitto, non blaterare. Per esempio sarebbe bello una sola caduta, magari una scivolatina di Marchetto, allora sì che me la godo, non 20 a gara però. No, sono stato scioccato raga, veramente mi ha scioccato sta cosa. Andiamo un po' lunghi, speriamo bene. Mi è andata bene perché ho rallentato. Mi è andata bene, anche perché non è che ho tanto bisogno di tagliare, insomma. Meglio non rifarlo però. Il distacco rimane per il momento simile. Bisogna vedere gli ultimi giri come ha messo Marquez con le gomme anche, ma questo fatto che sia andato in fuga così velocemente può averlo magari un po' usurato le gomme, vedremo. Mancano 3 giri, qualcosa meno. Marquez gira bene purtroppo. Marchetto gira da top player, da top driver, perché non è driver ragazzi, ma è driver, lo sapete. Dai Beppe. Attenzione. Ok. Buono. Sono molto soddisfatto ed è anche fastest. C'è il fastest ragazzi, qualcosa rosichiamo. Il Cume va di fastest. Il Cume va di fastest. Deve stare attento Marchetto, se non faccio cagate magari mi avvicino. Perché oggi Marquez ha un ritmo veramente indiavolato, È un po' incazzato Marchetto, Percepisco un po' di rabbia in Marchetto. Le gomme usurate anche noi. No, penalità. Me la sono 2-2-2, ma me la sono proprio chiamata, nel senso ho esagerato un po' troppo. No, peccato. Non stare attenti, non voglio perdere la seconda piazza. Abbiamo anche un giro in Michela 2, però non recupero 2 secondi e 2, sì, 2 secondi, sì, 2 secondi e 2 contando la penalità, non li recuperi neanche se vuoi. Ok, tentiamo la miscelaccia 2, ancora fastest di Marquez, sta volando Marchetto, merita assolutamente la vittoria, non possiamo negarlo, insomma, sarebbe proprio da personcine poco eleganti. Certo, la scivolata non mi dispiacerebbe.
2 secondi 5 di Marquez, ha guadagnato tantissimo nell'ultimo giro. Voleva proprio strafare Marchetto. Vuole strafare. Mettiamo Michele a 1, va. Marchetto vuole veramente strafare. Vuole dimostrare di esserci ancora, di essere ancora pronto a vincere il mondiale, l'ennesimo. La Veneziana vuole tornare alla gloria, era tanto che sul canale non vinciamo niente da tutti i giochi. Con quello che è successo con i doppi ritiri di Massimali abbiamo una grandissima chance. Ok, ultima chicane. Andiamo a chiudere con un bellissimo secondo posto. Marquez oggi irraggiungibile. Va bene. Prima di assistere alla premiazione Va bene. La classifica ci vede a più 36. Quindi insomma non aveva ancora vinto niente, raga. Però meglio di Ugaz. Questo secondo posto. Ma io voglio che ma se il parco chiuso non si popola, non sono tranquillo, ragazzi. Sì, qua il podio dello schifo, ragazzi, perché ha fatto veramente la culo. Ok. Siamo quasi a 1 milione di euro di debiti. Bene. Sembra tutto regolare. Qui ci sono pippe obese. Questi sono pippe obese e ok. Si va in Finlandia. Raga, male, 12esimi in qualifica, male qui in Finlandia. Fino alle Q1 primo, poi crollo. Inspiegabile. Vai ragazzi, vai. Voliamo verso la gloria eterna, rimontiamo da campioni. Lo possiamo fare. Purtroppo Caderins e non Marquez. Tanti errori traiettori, addirittura ho perso una position, ma prendiamo la scia molto bene e siamo già decimi. Ma cos'è sta curva? Cos'è sta roba? Ma porco Diaz, che schifo. Siamo tornati 12esimi. No, non c'è ritmo, allora non c'è ritmo. Alex Marquez, ci ho sperato, ma non ho visto niente davanti a noi. Niente. Se parlo poco, ma sono molto concentrato. Ok. Male però, molto male per il momento. Fino alle qualifiche 1, ragazzi, andavo da Dio. Non capisco cosa sia successo. Cioè fino a tutte le prove libere, perché sono arrivato primo, sono andato subito in Q2. No, mi svernicia chiunque, Boh. Va bene. Qua rischio di perderne tanti di punti, però. Occhio come. Male, molto male.
molti passi indietro oggi, in questa gara. E non capisco francamente il perché. Crisi nera per il talentissimo. No, troppo esterno forse. Ti prego non cadere, grazie. Ma non c'è ritmo, non c'è proprio niente, non c'è. Malissimo, malissimo, malissimo. Indegne oggi. Giriamo più di un secondo e due più lento di Marquez. È secondo, ma perdiamo non tanto di più, ma perdiamo punti su punti. Ma no, ma proprio non sto dietro, non capisco sinceramente questa evoluzione, inconcepibile. E dai, non sarà una gara favorevole, per carità, non discuto, però troppa differenza, troppa crisi, troppo tutto. E c'è anche il ritiro, Dio Cristo. Mentre i piloti Andata, del MotoGP vince Marquez, ciao. 16 punti di vantaggio, ci ha massacrato. Primo ritiro stagionale. A questo punto ne facciamo anche un'altra. Dio Cristo, Dio Cristo. Ciao. Brno. Deve essere una favorevole, Position, porca miseria. Pole position come indiana e qua bisogna e dobbiamo vincere. Stato iper favorevole per noi. Non per i coglioni Marquez. Perché quando cerco di chiudere Marquez poi Dovizioso fa la partenza della vita, vedi Le Mans. Ma zio Kane, zio Clark Kent. Non mi può scappare come ad Assen, Qua voglio vincere io, appunto. Qua deve vincere Veneziano. Questa ha in realtà ancora più di Assen nella mai gara. Il Dovi deve rompere i coglioni. È geloso il Dovi, ecco. Appunto. Dai, per piacere. Come va via un po' di rabbia dopo il ritiro vergognoso della Finlandia. Adesso il come vuole andare in fuga e vincere tranquillo, questo è l'obiettivo. Speriamo di farcela. Ripeto, qua Bernard di solito, cioè, quando ha la moto forte ho fatto vittorie incredibili con anche 7, 8, 9 secondi di vantaggio negli anni d'oro. Solo che per esempio manca Indianapolis che non c'è più, che era una gara dove ero straforte, madonna. Che bella Indianapolis. Purtroppo la strada per vincere il mondiale ancora no, lunga di più, però già il fatto di essere ancora primi è una buona cosa. Ok, primo giro completato, ne restano solamente 4. Ce la si può fare, dobbiamo solo crederci. Very good, raga. Ho rischiato praticamente di cadere malissimo. Mamma mia.
perfetto. Scusate se parlo poco, ma questa chiaramente è una gara iper fondamentale dopo il ritiro finlandese. Però non avevo dubbi, 1 secondo e 8, lo sapevo. Conosco i miei polli. Dove il cume è favorito, c'è poco da fare, è così. Nelle gare favorevoli il cume c'è. C'è troppa discrepanza, troppa differenza tra gara e gara, cioè in Finlandia sembrava una pippa obesa, questo c'è sempre stato, per carità, anche negli anni d'oro ho avuto delle gare dove arrivavo ultimo con 102 secondi, però voglio dire, che cazzo. Però Marquez è secondo, Marchetto non molla, vuole la gloria eterna Marchetto. No, ho rischiato la cagata cumendiana qua, Ci sono delle gare dopo dove li massacri proprio. Crediamo che siamo alla terza stagione, primo anno decimi in classifica MotoGP, secondo anno mi sembra quinti o sesti, e quest'anno si punta al mondiale grazie anche a 2 gare dove sono ritirati tutti, 40 ritiri in 2 gare e abbiamo portato a casa 2 vittorie pesanti come i figli di Fassbinder, belli pesanti. Two laps remaining. Due giri. La stiamo iper meritando, sembra un po' la Malesia dello scorso anno. Noi sappiamo che abbiamo delle gare dove siamo strafavoriti, Malesia appunto, adesso è un vuoto, scusate, ho il vuoto raga. Però manca tanto al canale, un trofeo, non vinciamo da tanto tempo qualcosa. Da troppi anni, no, però insomma, il fatto che su Formula 1 non sono riuscito a vincere, che non sono riuscito a fare le stagioni, porca miseria, l'altro anno. Ok, molto bene. Molto bene Beppe. Ok. Final lap. Final lap.
lap e poi possiamo godere. Attenzione però porca puttana, non ci credo, sta arrivando Marquez. No vabbè, è incredibile. È incredibile, è incredibile. Sono cose senza senso, 2 secondi e mezzo, si sveglia con le gomme finite all'ultimo giro. Va bene Marquez, hai ragione. Ma no, ma a costo che ci ritiriamo entrambi non ti faccio passare, mi spiace, ma non ha senso. Marquez è rientrato. Non so come, ma Marquez è rientrato. Ho la gomma finita però, può essere quello, forse Marquez è riuscito a tenere un po' di più la gomma. È l'unica cosa che mi chiedo, perché è impossibile, porca miseria. Poche curve separano Veneziano da un successo fondamentale e strameritato, però Marquez è molto vicino. In questo MotoGP il dominio non esiste. Un secondo, dai. Non ho più la posteriore non esiste più. E si va a vincere a fatica, purtroppo, è brutto da dire, ma a fatica. Vinciamo, anche se dominiamo, però vinciamo di pochissimo. Yes, sono tornato. Mentre i piloti della MotoGP completano il giro d'onore e rientrano. 21 punti di vantaggio. Benissimo, benissimo, benissimo. Godo, godo. Ok. Questa vittoria è il vero coronamento di un weekend di... Buono. 1 milione di euro di debiti, benissimo. Raga, non so trovare il comandante veneziano. Ci siamo. Ciao!